In chiusura un flash mob in tutti i comuni della provincia di Padova e le città del Veneto che hanno aderito, soprattutto i più piccoli, che si sono prestati ad un evento per festeggiare degnamente la giornata mondiale del libro che si è celebrata oggi. 200 bambini a Casal Serugo nel Padovano, addirittura 2000 in piazza a Bassano del Grappa nel Vicentino e poi altre decine di migliaia in giro per il Veneto in concomitanza con la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore patrocinata dall'UNESCO per il 23 aprile alle 9:15 del mattino. Nello stesso identico momento tutti i bambini, i ragazzi, gli insegnanti, i bibliotecari ma anche genitori, nonni, zii e amici hanno riempito le piazze del comune più vicino portando ciascuno con sé il proprio libro preferito. Dopo un segnale convenuto, una campanella e tenendo il libro ben visibile in mano, tutti insieme hanno ad alta voce gridato: i libri sono come la mente, funzionano solo se li apri, e poi hanno iniziato a leggere per 3 minuti uno stralcio della storia prescelta. È stato l'unico a non avere paura, dissero gli animali. Questo è un progetto straordinario, si parla di cultura, molte volte ci preoccupiamo della cultura, quella che si vede, pensiamo all'Arena, alla Fenice, importantissima, pensiamo ai teatri, pensiamo alle grandi manifestazioni, ma se penso che oggi abbiamo 800 classi di bambini piccoli che vengono in qualche modo avvicinati alla lettura, appassionati alla lettura, vederli applaudire, gioire, festeggiare, 800 classi in tutto il Veneto, sono migliaia di bambini che in qualche modo ci danno lo spirito della cultura del futuro. Di oggi cosa hai capito? Che cosa è successo qui? Ce lo racconti? Che i libri sono una cosa molto importante, perché se li apri ti immergi nella lettura e dopo non lo smetti mai. E a te piace? Sì. Voi cosa fate quando dovete scegliere un libro per Alessandro? Per Alessandro andiamo insieme in biblioteca e eventualmente ci facciamo consigliare anche dalla bibliotecaria, nel senso magari un tema particolare che vogliamo affrontare, lei ci propone dei titoli, noi scegliamo, sfogliamo proprio il libro, vero Alessandro? Guardiamo le foto perché anche quelle sono molto importanti e proviamo a leggerlo. Ricordiamo questa sera, tra pochissimo, diretta Stadio Speciale Champions League per la prima semifinale della